La quinta corsa è una prova per cavalli di 4 anni, in particolare femmine di 4 anni che non abbiano vinto 15.000 euro in carriera. Non corre con il numero 8 Gem Sky, rimangono così in 10 al via. I favori sono per Mermaid, cavalla slovena. Jose Sagai affronta la trasferta con chiare chance, cavalla che ha vinto 5 delle ultime 6 corse disputate in patria. L'unica sconfitta è avvenuta qui in Italia, a Bologna. Macchina in movimento, all'1 Jessica De Gleris, VP dell'Annunziata, 2 Grazia Big F Manuel Pistone, 3 Guinea Alberto Garrutto, 4 Mermaid Jose Sagai, 5 Ginevra Jet Roberto Vecchione, 6 Gran Soare Bigi Roberto Faticoni, 7 Gudiglia Femara Antonio Di Nardo, 9 Jenny Giuseppe De Filippis, 10 Gardenia V Salvatore Valentino, 11 Great Feeling Gran Maurizio Cheli. Tutto pronto per il lancio. Partite. È veloce Mermaid che prova ad andare al comando scavalcando Grazia Big F, ci riesce. Mermaid così all'avanguardia sulla prima curva, Grazia Big F in seconda posizione, in terza c'è Jessica De Gleris, all'esterno Gran Soare Bigi che parcheggia in quarta posizione, avanti a Gudiglia Femar, mentre di fuori si impegna Great Feeling Run. Numero 5 Ginevra Jet, squalificato. 200 metri di corsa, è finita a tabellone Ginevra Jet, che era una delle più attese. 28,9 i primi 400 metri di corsa. Ha messo giù un bel ritmo Jose Sagai in salchi alla figlia di Hard Living, che completa i primi 600 metri in 44,3. Si viene sotto alle tribune con Mermaid sempre in vantaggio, Grazia Big F alle sue spalle, Jessica De Gleris in terza posizione, di fuori Great Feeling Run con al suo interno Gran Soare Bigi, poi in pariglia Jenny avanti a Guinea. È difficile risalire perché la battistrada viaggia sul piede dell'1.13,5 quando siamo al completamento del primo chilometro, passato da Mermaid in 1.13,9. Alle sue spalle c'è sempre Grazia Big F che precede Jessica De Gleris, le altre più in difficoltà quando siamo ormai a 400 metri dal palo. Retta opposta alle tribune, in 14 ancora c'è un altro 29, Mermaid va a tutta, inseguita sempre da Grazia Big F, poi Jessica De Gleris che si prepara a spostare all'esterno quando siamo all'imbocco dell'addirittura d'arrivo e Mermaid è in vantaggio con un paio di lunghezze. Numero Sbaglia 7, Jessica De Gleris. Femar, squalificato. Grazia Big F all'inseguimento di Mermaid, ma Mermaid fa valere una classe, una forma diverse, vince di quanto vuole. Grazia Big F è seconda, al terzo posto finisce Jenny. 1.57,2, 1.13,2 per Mermaid con 29,3 per gli ultimi 400 metri di corsa. Bel percorso della slovena interpretata da Jose Sagai. Paolo Scamardella ne è l'allenatore, i colori di Plevel Matic per la figlia di Hard Living e Manisha Vita, famiglia di casa Sagai sempre molto produttiva. Anche questa Mermaid è una cavalla interessante, vince bene in cost to cost. Seconda è Grazia Big F, butta via un piazzamento acquisito Jessica De Gleris, fa il terzo Jenny.